Mario, che squadra hai visto? Ti è piaciuta? L'altra volta, 15 giorni fa, facevamo i conti appunto di un gioco che ti era piaciuto, non ti era piaciuto, avevate perso, avevate vinto. Questa sera? Questa sera non mi è piaciuto assolutamente il nostro... No, il nostro modo di stare in campo come mentalità, come attitudine. È una cosa che onestamente eravamo lì a 5 punti, 6 punti, sembrava che stessimo sotto di 40. Onestamente non ho mai avuto la percezione, nonostante stessimo provando a fare delle cose buone, senza entusiasmo non è la strada giusta, perché non è assolutamente concepibile avere questa idea di abbiamo lottato, non molliamo le scorse volte, ad oggi l'entusiasmo e la voglia di stare in campo, la voglia di provare a fare delle cose è mancata e onestamente poi si è vista nello score finale, nonostante eravamo lì nel punteggio. Sì, perché voi ci siete sempre stati e perché loro hanno tentato di allungare in ogni quarto e l'avete sempre ripresi, tranne forse una sveglia troppo ritardata in questo ultimo quarto, ma poi con le parole è facile da dire. No, ti ripeto, onestamente nonostante fossimo lì, si percepiva che non avevamo il giusto mood per vincere la partita, infatti poi alla fine 1, 2, 3, nonostante poi le statistiche ci dicono che sbagliamo una marea di tiri, che potevamo stare avanti, ok, ma questo è un altro discorso, è l'atteggiamento e il mood che dobbiamo assolutamente cambiare.